Apriamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che troviamo in moltissimi quotidiani, la Reyer, campione d'Italia di basket. Innanzitutto la nuova che scrive: Reyer, meraviglia, scudetto, trionfo a Trento, 81-78, Granata, campioni d'Italia dopo 74 anni. Stessa notizia, l'apertura del Gazzettino, edizione locale, che scrive: Reyer, storico scudetto. Notizia che troviamo anche all'interno dei quotidiani nazionali, le pagine di sport del Corriere della Sera. Innanzitutto lo scudetto è di Venezia, tutto cuore e coraggio, Trento deve inchinarsi, Filoi protagonista, la felicità del sindaco presidente Brugnaro. E poi ancora le pagine dello sport di Repubblica, che titola: Venezia, una gioia attesa 74 anni. E allora vediamo come è andato il match e poi le reazioni, l'attesa per l'arrivo della squadra al Taliercio di Mestre, attesa da centinaia di tifosi nei nostri focus. Il taglio di Beto Gomes, Flaccadori, tiro immediato di Flaccadori sbagliato. Sutton prova a ritornare indietro per prendersi la conclusione, la sbaglia Sutton, è finita qui. La Reyer Venezia è campione d'Italia. Dopo un'attesa di 74 anni, la squadra orogranata torna a vincere lo scudetto, il terzo della sua storia. 1942, 1943 e 2017 è il primo titolo nell'era del basket moderno. A Trento 81-78 il punteggio al termine di una partita tiratissima, un terzo quarto che ha visto la Reyer in vantaggio anche di 12 punti dopo averne recuperati 11 prima del riposo. Gli ultimi minuti punto a punto con una schiacciata di Sutton che portava Trento a -1 a 9 secondi dal termine. Poi la sicurezza è arrivata dai tiri liberi di Marquez Heinz, che ha fissato il punteggio sul 81-78 finale. È scudetto, vinto anche in gara 6 con il cuore. Sono le 2:10 della notte, i tifosi della Reyer si sono radunati qui di fronte al Palasport Taliercio per attendere l'arrivo della squadra. È una grandissima emozione, accoglienza qui, veramente una stagione straordinaria. Adesso ancora non ci rendiamo conto, però abbiamo fatto veramente qualcosa di grande, qualcosa di eccezionale da dividerci tutti, da esserne tutti contenti, tutti fieri, qualcosa che non ci leverà mai più nessuno. Siamo veramente fortunati, ognuno potrà dire e fare quello che vuole, ma questo è uno scudetto che resterà nella storia. Qualcosa di incredibile, qualcosa che insperato, non facciamo fatica anche a ragionarci, pensavamo in pullman, ci vorrà qualche giorno, se non qualche settimana, per capire quello che è successo e quello che è stato fatto. Siamo contenti per la gente, per la città, per tutti quelli che hanno vissuto con noi questi 11 fantastici anni. Dopo tantissimi anni portare comunque così in alto, diciamo, il nome della nostra città è fantastico, quindi sono contentissimo. Proseguiamo la rassegna stampa tornando sulla prima pagina invece di Repubblica, la strage. E adesso anticipiamo la pagina sportiva con la storica vittoria dello scudetto della Reyer dopo 74 anni. Bene, davanti al Palasport Taliercio di Mestre, nel cuore della notte, sono stati centinaia i tifosi che si sono radunati per accogliere i loro beniamini di rientro da Trento. Vediamo i servizi di Barnaba Ungaro e Edi Dembinski. Sono le 2:10 della notte, i tifosi della Reyer si sono radunati qui di fronte al Palasport Taliercio per attendere l'arrivo della squadra. È una grandissima emozione,
accoglienza qui, veramente una stagione straordinaria. Adesso ancora non ci rendiamo conto, però abbiamo fatto veramente qualcosa di grande, qualcosa di eccezionale da dividerci tutti, da esserne tutti contenti, tutti fieri, qualcosa che non ci leverà mai più nessuno. Siamo veramente fortunati, ognuno potrà dire, fare quello che vuole, ma questo è uno scudetto che resterà nella storia. Qualcosa di incredibile, qualcosa che insperato, non facciamo fatica anche a ragionarci, pensavamo in pullman, ci vorrà qualche giorno, se non qualche settimana, per capire quello che è successo e quello che è stato fatto. Siamo contenti per la gente, per la città, per tutti quelli che hanno vissuto con noi questi 11 fantastici anni. Dopo tantissimi anni portare comunque così in alto, diciamo, il nome della nostra città è fantastico, quindi sono contentissimo. Non è il primo della sua lunga storia societaria, ma è come se lo fosse, perché a Venezia ha dovuto aspettare ben 74 anni per tornare a festeggiare uno scudetto. Era il 1943, altra epoca, altro basket, altro mondo sportivo e non. Ecco perché quello conquistato sul campo di Trento, nella serie vinta per 4-2, sa tanto di prima volta. Inaspettato, ma non per questo non meritato. Anzi, la Reyer del suo eccentrico patron Luigi Brugnaro lo ha vinto giustamente, trionfando per ben 2 volte in trasferta, dopo essere caduta in gara 1 tra le mura amiche. Le Final Four raggiunte ad aprile in Champions League avevano già detto della competitività della squadra guidata in panchina da Walter De Raffaele, che arrivata all'atto finale del campionato ha fatto vedere un'altra volta di essere stata costruita per vincere. Nessuna grande stella, ma un gruppo di giocatori diventati una squadra nel corso della stagione, dal capitano di tante battaglie Thomas Ress, 7° scudetto in carriera, al canadese Melvin Ejim, eletto miglior giocatore delle finali, passando dall'azzurro Stefano Tonut, che ha vinto dedicando il tricolore a papà Alberto, ex stella del basket azzurro, ma senza scudetti vinti in carriera. Un successo per la città e per la passione verso il basket della sua gente, che riporta in alto una grande del passato che torna a brillare. Parliamo adesso della politica green che entra nelle amministrazioni pubbliche e lo fa eliminando gradualmente ciò che non è riciclabile.